A tutti voi buonasera, ben trovati a questo speciale dedicato alla 30ª edizione di Mittelfest. Dunque ci siamo. Domani, venerdì 27 agosto, si alza il sipario sul festival che trasformerà Cividale del Friuli in un grandissimo palcoscenico dove avranno la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e naturalmente di proporre i loro spettacoli artisti provenienti appunto dalla zona della Mitteleuropa. Alla vigilia di questo importante appuntamento non siamo qui solo per raccontarvi, per parlarvi di Mittelfest, ma siamo qui per darvi anche qualche anticipazione, insomma una anteprima di quello che si vivrà nelle prossime giornate a Cividale del Friuli. E ringraziamo moltissimo Mittelfest e in particolare il presidente Roberto Corciulo per aver scelto proprio Telefriuli come sede insomma di questa importante anteprima. Presidente Corciulo, che è qui in studio con noi, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Abbiamo in studio in questo importante giorno di vigilia anche il sindaco di Cividale del Friuli, ringraziamo e salutiamo Daniela Bernardi, grazie per essere con noi, ed è tornato nei nostri studi anche il direttore artistico di Mittelfest, che salutiamo e ringraziamo, Giacomo Pedini. Grazie. Inizio subito dal Presidente. Ci siamo? Siamo arrivati al grande giorno? C'è la giusta dose di emozione, anche la giusta carica per questa 30ª edizione? Beh, emozione tanta, carica tantissima. Abbiamo lavorato praticamente da ottobre dello scorso anno, finito l'edizione precedente del Mittelfest, abbiamo iniziato a lavorare per questa edizione. Abbiamo corso, lavorato tanto perché poi quest'anno, come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, fondamentalmente il Mittelfest si è moltiplicato per 3 e quindi abbiamo fatto un progetto che si è allargato nel tempo, nello spazio, con tutta una serie di attività collaterali importanti. Adesso arriviamo al nostro evento principale, che è il cuore di tutto questo progetto, un progetto importante, molto, come dire, pesante. Abbiamo oltre 70, alzeremo lo sipario oltre 70 volte nei prossimi 10 giorni, con tutta una serie anche di eventi collaterali importanti, tipo il forum FVG Slovenia che si terrà il 31 agosto, abbiamo il board dell'EFA, European Festival Association, a cui aderisce Mittelfest il 4 settembre. Ci sono tutta una serie di attività collaterali che vengono gestite con i vari attori che parteciperanno alle attività, che saranno appunto gestiti da Giacomo Pedini. Quindi veramente un momento, credo, ricco di tante attività e soprattutto, come ci siamo detti in altri momenti, a misura di diversi spettatori. Abbiamo spettacoli per le famiglie, per i bambini, per le persone, diciamo, che hanno gusti raffinati. C'è un percorso, la città fortunatamente per la situazione anche Covid abbiamo potuto riaprire alcuni spettacoli che attraversano la città, fanno vedere Cividale nella sua bellezza e quindi sicuramente insomma, siamo contenti perché insomma, dopo tanto lavoro adesso vediamo il risultato di questo lavoro, per cui io personalmente sono anche molto tranquillo insomma, dal punto di vista diretto perché insomma, ci sono molte persone coinvolte, insomma, è un progetto che diciamo vuoto per pieno, andremo a coinvolgere in questi giorni oltre 300 persone tra tecnici, artisti, personale e quant'altro, quindi anche un impatto economico importante che chiaramente è un qualcosa diciamo, di rilevante e per questo festival che si inserisce in una città da 11.000 abitanti che ha una storia importante, che fa 30 anni, quest'anno poi credo lo dirà anche la Daniela, insomma decennale dell'UNESCO, 30 anni di Mittelfest, 50 anni della creazione della fondazione dei Claricini Dorpacher, sicuramente è stato un anno intenso con tante cose, con tante attività e il territorio insomma ha reagito bene a tutto questo e insomma io spero che molti verranno, anche se poi i biglietti già ne stanno dando conferma, la vendita dei biglietti, verranno a vedere questi spettacoli in questi giorni e, insomma, ci divertiremo e staremo bene tutti assieme. Parliamo allora del territorio, parliamo di Cividale che si prepara ad accogliere questo festival, si prepara ad accogliere gli artisti e anche il pubblico. Lo diceva già il presidente Corciulo, è un anno particolarmente importante per Cividale questo.
Sì, un anno molto importante direi, perché il decennale dell'UNESCO unito al trentennale del Mittelfest e ai 50 anni della Fondazione De Claricini hanno permesso di lavorare come avevamo sempre desiderato, in squadra e in rete. Abbiamo fatto sistema e abbiamo cercato veramente di rendere la città di Cividale in tutto il suo complesso di grande attrazione. E mi è piaciuto quando all'inizio lei ha detto il palcoscenico di Cividale. Ecco, noi l'abbiamo usato anche per altre occasioni, si apre, cala il palcoscenico di un'epoca. E qua parliamo di momenti, di epoche diverse che quest'anno in Mittelfest vogliono rappresentare un'eredità. Cividale ha un'eredità importantissima, parte dai Longobardi, ma presenza romana e tutta una serie di eventi, di avvenimenti che nel tempo hanno costruito questa bella Cividale. Mi piace anche ricordare, ieri l'abbiamo ricordato insieme al presidente e al direttore artistico, eravamo alla consegna di un premio, il premio Adelaide Ristore, questa donna che nacque per caso a Cividale, ma che seppe costruire, in quei tempi non era così facile, veramente una sua troupe, una sua organizzazione teatrale che andò nel mondo. Però non dimentico mai Cividale. Questa è l'eredità che noi ci trasportiamo e ci trasportiamo anche con Mittelfest. Mittelfest è un momento in cui la città ospita attori, ospita turisti, ospita appassionanti della cultura, dell'arte, della danza, dello spettacolo, e mi piace quest'anno proprio la frizzantezza che nel suo titolo Eredi il direttore artistico Giacomo Pedini ha voluto dare. Guardate che è un Mittelfest, secondo me, da come ovviamente mi è stato presentato, ne avrò la riprova solo quando vedrò tutti gli spettacoli e quando potrò appunto assaporare questa bellezza del Mittelfest 2021, è nuovo, cioè da questa eredità nascono tutta una serie di intrecci culturali, teatrali e di spettacoli, ed anche un circo a Cividale in un ambito particolare che dicono per i bambini, ma penso che sia per tutti quanti noi, perché è un circo, è un'esibizione che senz'altro caratterizza la sua novità. E poi dei percorsi, altri spettacoli che Giacomo ha usato e che saranno veramente di grande attrazione. Allora quindi vado proprio dal direttore artistico per entrare un po' nel vivo di quella che è la proposta di quest'anno del Mittelfest. 31 progetti artistici, 13 paesi, ci saranno anche 18 prime assolute o nazionali, questo per riassumere qualche numero di Mittelfest. Sì, più che altro sono molto contento perlomeno di come abbiamo tradotto nella pratica di un cartellone quelli che erano i desideri di questo trentennale sul tema Eredi, in un anno di anniversari importanti per Cividale del Friuli e per Mittelfest insieme. E sono molto contento del fatto che tutto ciò poi si traduca in un festival che è legato proprio a Cividale del Friuli, che attraversa organicamente tutta quanta la città, e questo è stato insomma il lavoro lungo di coinvolgimento con la città stessa, e per cui ringrazio anche il sindaco Bernardi, perché potremo toccare la meraviglia di Cividale con proposte diverse che vanno incontro a pubblici differenti. Si citava poco fa il circo, a cui io sono molto legato, perché poi il circo di oggi è uno spettacolo per tutti, è uno spettacolo leggero, non è più il circo degli animali, ma di bravissimi artisti, che sarà in un luogo meraviglioso che è l'Orto delle Orsoline. Quindi è la maniera per vivere un parco del centro della città con una proposta
culturale, leggera, che può toccare tutte le fasce d'età veramente. Oppure i 2 spettacoli itineranti come Remote Cividad del Friuli e Signal in Forum Iuli, che toccano veramente la città. Remote che parte da un luogo importante anche per il rapporto che abbiamo con la nostra memoria, che è il cimitero Maggiore, e che poi arriva fino al centro della città, fino al cuore di Cividale, quindi la lambisce per poi toccarla, e Signal in Forum Iuli, che parte dal punto più vicino possibile al Natisone, chiamiamola così, e poi attraversa la città grazie ai suoni. Per poi insomma non dire di tantissimi altri spettacoli che ci permettono di andare al Museo Nazionale Archeologico, al Monastero di Santa Maria in Valle, con artisti affermati come Guanciale o Marco Re, a nuovi artisti da tutta Europa che si incontrano, che lavorano insieme e che propongono veramente una ricchezza di spettacoli diversi, di modi differenti, un po' di attraversare il tema degli eredi con più profondità o con più leggerezza, come anche giusto che sia, perché raccontare la realtà e raccontarla nelle sue sfaccettature. Torno dal Presidente Corciulo, 30ª edizione, 30 anni di storia per Mittelfest, 30 anni durante i quali sono successi tanti eventi che hanno interessato la Mitteleuropa, che hanno interessato il nostro territorio in particolare. All'inizio c'era una missione legata ad un'esigenza, quella della ricostruzione culturale della Mitteleuropa dopo la caduta del muro di Berlino. Sono successi tanti episodi, pensiamo alla guerra nei Balcani e non solo, tanti eventi che comunque hanno lasciato un segno indelebile in queste terre di confine. Qual è oggi la missione di Mittelfest? Ma credo che rimanga forte questo tratto originario di soggetto che deve usare la cultura per creare dei ponti fra tutta una serie di paesi contermini. Di fatto lo abbiamo visto lo scorso anno con la pandemia, dove abbiamo visto richiudersi tutte le frontiere, e questo ha messo sicuramente in allarme tutti, anche perché non eravamo più abituati a vedere un'Europa con frontiere, chiusure e quant'altro, visto che siamo, come dire, ci muoviamo facilmente. Poi Cividale, che si trova sul confine, dove le persone vanno, vengono, lavorano e quant'altro, sicuramente è una di quelle aree che ha sofferto di più da questo punto di vista. Quindi credo che comunque il tratto originario rimanga. È chiaro che sono passati 30 anni, in 30 anni sono successe molte cose. Quando appunto è partito il Mittelfest, ho letto durante il trentennale, la serata del trentennale, la lettera che aveva fatto all'allora sindaco Pascolini alla sua comunità, in cui diceva: siamo un territorio ai margini di quella che è l'Europa occidentale, adesso andremo a diventare un'Europa, un paese, una città al centro dell'Europa, quindi un salto quantico rispetto a una situazione. Chiaro che in 30 anni Cividale ha visto un passaggio da quel momento, sono sparite le caserme, si è evoluta, ci siamo evoluti tutti, insomma un cambio che credo 30 anni fa nessuno avrebbe immaginato, diciamo, comunque lo avrebbe visto in maniera molto, molto distante. Quindi il ruolo della cultura secondo me rimane questo. Rimane anche il fatto che il Mittelfest è un soggetto sicuramente trainante e ha un ruolo sul territorio molto forte, che è l'altro tratto su cui abbiamo voluto concentrarci quest'anno, nel dare forza al territorio, diciamo, appunto, allargando anche una sfera di competenza, coinvolgendo in modo maggiore, e qui anch'io ringrazio la Daniela Bernardi, perché comunque questo lavoro di squadra che si è iniziato in maniera proattiva è un tema che serve a tutti, ci serve per riuscire a creare maggiori sinergie, a far squadra, a far massa critica, che serve per poter portare nel futuro il festival, la città, il territorio, e lo potremo fare solo se saremo in grado appunto di seguire queste traiettorie, guardando quello che è successo, facendone tesoro, guardando il presente e andando avanti. Quindi il tema eredi è perfetto per questo momento storico, e ringrazio Giacomo di aver pensato a questa parola, perché sicuramente va a fare sintesi di tutto questo percorso. Quindi Mittelfest c'è e avrà e deve avere sempre di più questa vocazione di guardare avanti, di creare piattaforma culturale per creare sempre di più, diciamo, sinergie nel tutto. E da ultimo ricordo
lo diceva, come dire, lo abbiamo detto anche precedenti volte, diciamo, il progetto Mittelyoung che è stato fatto, che è andato in scena a giugno, ha dimostrato che comunque i giovani collaborano assieme. Abbiamo visto molti progetti fatti da giovani che venivano da diversi paesi. Avremo adesso i tre gruppi che vanno in scena durante il Mittelfest, che sono stati scelti dai curatori Under 30. Abbiamo un gruppo che sono 2 ragazze tedesche con una ragazza greca, abbiamo un ragazzo nato in Albania ma cresciuto in Italia che vive a Udine, che appunto porta avanti uno spettacolo con un parallelo tra appunto la storia degli albanesi che sono scappati dall'Albania, la prima nave, e Pasolini che racconta i friulani emigranti, diciamo, nel dopoguerra, e un'altra ragazza che viene dalla Repubblica Ceca sulla danza, che porta avanti, diciamo, anche lì un progetto legato al mondo asburgico, diciamo, un ritratto. Quindi come dire, questi ragazzi hanno dimostrato di venire, diciamo, di portare avanti delle idee importanti, e credo che insomma, questo sia un po' così lo spazio che il Mittelfest è riuscito a costruirsi in questi anni, e sicuramente adesso abbiamo avuto necessità di dare come dire, un aggiornamento, diciamo, visto che i tempi sono sicuramente cambiati, però se guardiamo l'essenza è rimasta quella, diciamo, cioè quella di essere un forte soggetto culturale che usa la cultura per appunto creare ponti e relazioni, diciamo, nei paesi contermini. Ecco, e proprio a conferma di questo, del ruolo di Mittelfest e anche della potenza della cultura per proprio creare e rafforzare le relazioni, domani si comincia con il Mittelfest, la cerimonia di inaugurazione sabato pomeriggio alle 17, che vedrà una presenza importante, la conferma ufficiale è arrivata proprio oggi, ci sarà anche il presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor. Questo è come dire, una testimonianza appunto di questo che è il ruolo di Mittelfest, e quindi sicuramente, diciamo, siamo onorati di questa presenza. Avremo anche il presidente Fedriga, l'assessore Gibelli, oltre che la Daniela Bernardi, e inoltre avremo anche il questore di Udine che ci consegnerà ufficialmente la medaglia del Presidente della Repubblica, che il Presidente della Repubblica ha concesso al Mittelfest per il 30ennale. Quindi sicuramente un momento importante, e così un po' a suggello anche di questo percorso di 30 anni di storia, e insomma siamo molto onorati della presenza del Presidente Pahor. Grazie allora al Presidente Corciulo, al Sindaco Daniela Bernardi, rivedremo Giacomo Pedini più tardi. Restate con noi, una pausa per la pubblicità, poi davvero entreremo nel vivo di alcuni degli spettacoli che saranno presentati a Mittelfest. A tra poco. E allora eccoci nuovamente in studio. Come vi abbiamo detto poco fa, questa sera davvero vi diamo un'anticipazione, vi facciamo assaporare un po' non solo l'atmosfera che si respirerà in queste giornate del Mittelfest, ma davvero vi facciamo entrare anche nel vivo degli spettacoli che saranno proposti a Cividale del Friuli. E allora domani ad aprire Mittelfest sarà alle 17:30 la prima assoluta dello spettacolo che adesso vi andiamo a presentare, dei Rimini Protocol, Remote Cividale. Ci saranno 30 persone che si muoveranno appunto nella città ducale, attraverseranno la città e lo faranno indossando delle cuffie. Che cosa ascolteranno attraverso le cuffie? Beh, ci sarà una voce a guidarli, una voce sintetica sullo stile di quella che siamo ormai abituati a conoscere, quella insomma dei navigatori, dei GPS che ci guidano. Parliamo di questo spettacolo con proprio in rappresentanza dei Rimini Protocol Jörg Karrenbauer, che ringraziamo, salutiamo, grazie soprattutto per essere venuto qui in studio. Siamo alla vigilia del Mittelfest, quindi insomma potete immaginare l'atmosfera che si respira, è tempo di prove generali, quindi il fatto insomma che gli artisti siano qui in studio con noi è davvero una gran cosa, e a guidarci Giacomo Pedini, che ci aiuterà anche nella
della traduzione. Allora, prima di entrare nel vivo di questo spettacolo che ci incuriosisce particolarmente, secondo me vale la pena di spendere qualche parola su questo collettivo, su come lavora e sul particolare approccio che ha nei confronti del teatro, con interattività, con uso delle tecnologie. Ecco, ci piacerebbe capire meglio come lavora questo collettivo. Okay. The first question, Jörg, is about Rimini Protocol as a group, as a collective. How do you work? How do you work in the relation between theater and technology and the live performance, and how devices, EA, impact on our lives, and how to talk about them with the theater? We are doing actually a variety of projects that sometimes also happen in theater space on stage, but very often it's pieces that happen in public space. So we're always trying to find a way to get the audience involved in an immersive sense, so that they are not just the audience, but also the actors at the same time. Like in this piece, like in Remote Cividale, where there are no actors involved, it's just the people that are participating in the tour. And yeah, they are following an artificial voice, but it's not like we are basically work with artificial intelligence. It's really this specific project. Jörg dice che per l'appunto loro lavorano anche all'interno di teatri e costruiscono spettacoli naturalmente anche all'interno di spazi teatrali, però molto spesso lavorano fuori dai luoghi del teatro in spazi aperti, e nel lavorare in spazi aperti costruiscono spettacoli che non prevedono attori, nel senso che prevedono che siano gli spettatori stessi, immergendosi dentro l'esperienza di spettacolo, a essere, diciamo, il perno della costruzione dello spettacolo stesso. Quindi questo è anche il caso di Remote Cividale del Friuli, in cui non ci sono degli attori, o meglio, gli spettatori finiscono per essere gli attori stessi, agendo dentro la struttura dello spettacolo, dove c'è sì la presenza di una voce di intelligenza artificiale, anche se poi in realtà lo spettacolo non necessariamente parla direttamente di intelligenza artificiale. Ecco, in che maniera allora il pubblico che diventa parte attiva di questo spettacolo si mette in gioco, in qualche maniera si mette alla prova con l'intelligenza artificiale? So, in which way the audience, who is the center of the performance, in which way they are involved in it, in this Remote Cividale, and how they develop their relation with the headphones, with the EA in the headphones. Yeah. The EA in that case is, I think, like you said already, it's just an artificial voice. So it's just a voice like a Siri voice or any kind of voice that we are used to listen to. And this voice is guiding the audience through the area and the city of Cividale out of a position of someone who tries to understand human behavior. Like these kind of artificial voices deal with big data to pretend to know as much as possible about humans. All these devices that help us through our everyday life, they are based on big data about human behavior. What they do is just to predict what humans would do. So, and this is the game we play in this piece, so to say, that there is a voice that tries to predict the behavior of the group as much as possible while they walk as a group through the city. All'interno di Remote Cividale del Friuli c'è una voce che guida
gli spettatori. È una voce che per l'appunto ricorda le voci dei nostri GPS e di quelli che sono i nostri device più comuni, quindi stiamo parlando di un'intelligenza artificiale a questo livello. La cosa in particolare che fa però nel guidare queste persone è come se questa voce artificiale si interrogasse sul comportamento delle persone, cercasse di capire come si comportano le persone e guidandole cercasse progressivamente anche di prevedere quali saranno i movimenti, le azioni, le risposte delle persone. È come se durante la camminata questa voce artificiale imparasse a conoscere questo gruppo di persone e ad anticipare quelle che saranno poi le loro mosse e in questo senso poi finisce per guidarle. Come è stato organizzato questo spettacolo? C'è stata la necessità di fare un sopralluogo, di vedere prima, conoscere bene Cividale per poi immaginare questo particolare percorso nella città ducale? How did you build the performance? You had to come and visit Cividale in preview to analyze it. How you made it possible? Normally we do this, it's a project about the rules and the predictabilities that they need to follow in order to live together, in order to live together in a city, in order to live together in complex systems. And we did this a lot of times in big cities all over the world, and coming to Cividale was a challenge in that way that this is actually the smallest city we ever did this performance. And so when I came to set up the tour, to find the route, to find the venues, after you had to take care for all the permissions, it was a challenge because normally it's a performance for big cities and a big number of people organizing their lives together, and Cividale is actually the opposite. So it was a challenge to find a new approach to this kind of how people live together here, and what is the focus of a life in Cividale, really compared to life in Hong Kong or Paris or London. So yeah, it was a challenge, but it's also a very nice experience to focus on that on a much more smaller scale of people living together. La caratteristica di questo spettacolo è quella di portare, diciamo, di confrontarsi con il modo in cui le persone vivono assieme e la maniera complessa in cui lo fanno, essendo poi uno spettacolo che per l'appunto attraversa la città nelle sue condizioni normali. E quindi naturalmente hanno fatto dei sopralluoghi in anticipo, e la vera sfida nell'esperienza di Remote Cividale del Friuli rispetto alle altre esperienze di Remote che avevano fatto in grandi città, per lo più in grandi metropoli o in grandi capitali, era proprio quella di confrontarsi con una situazione completamente opposta, cioè una città decisamente più piccola. Quindi una volta arrivati, avendo fatto i primi sopralluoghi, definita quella che poteva essere un percorso all'interno di Cividale del Friuli, dopo che noi di Mittelfest abbiamo via via ottenuto tutti i permessi per attraversare i luoghi che erano stati individuati, si trattava di capire per l'appunto come andare a costruire il gioco di questo percorso e a cercare di capire che cosa significava far attraversare per la prima volta per loro una città così tanto piccola, che è cosa completamente diversa che il lavoro che era stato fatto in passato, per esempio di attraversare grandi metropoli come può essere Hong Kong o altre grandissime città. Questa era la sfida principale. Da un lato sicuramente poneva delle novità, delle difficoltà, ma allo stesso tempo è stato anche molto eccitante perché era un contesto fortemente nuovo, quello di trovare il ritmo, il respiro di una città come Cividale. Ecco, c'è da immaginare che anche chi conosce Cividale più o meno bene, con questa esperienza vivrà la città ducale in una maniera diversa dal solito. It could be possible that with remote, also the people who lives or knows Cividale, they will have a new experience of their own city.
yeah, we always try to focus on this, on some, like say, blind spots of a city, or like the not too much being in the focused areas or rules that you follow when you work, when you live together. And so we also try to find some specific habits, venues that are specific for Cividale or for the area here. And we hope that we can change the angle to some quite familiar subjects or venues for the people living here, and to enable them to think about or have another approach to some areas or some subjects of the city. Sì, abitualmente questo tipo di spettacolo lavora sempre su quelli che sono, no, gli angoli nascosti o comunque dei percorsi che abitualmente non si fanno all'interno di una città o che non sono quello che siamo, come dire, soliti fare nel nostro modo quotidiano di camminare dentro una città. Quindi c'è una parte del lavoro che è proprio pensata per far sì che uno viva, attraversi la città da un'angolatura completamente differente. Questo è proprio uno degli aspetti di Remote e su cui insomma è strutturato il lavoro e che ci si auspica, in genere capita, venga fuori poi dall'esperienza di chi lo fa, perché va a percorrere la città o a toccare luoghi che in altre condizioni non avrebbe toccato o per niente, oppure nella modalità che viene proposta dallo spettacolo. Allora ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità Jörg Karrenbauer, che ci ha parlato di Remote Cividale del Friuli, che sarà lo spettacolo che domani alle 17:30 aprirà la 30ª edizione di Mittelfest. Grazie, grazie davvero. Noi ci rivediamo tra poco. E allora eccoci nuovamente in studio, è arrivato il momento di parlare di un altro spettacolo, un altro appuntamento inserito nel calendario della 30ª edizione di Mittelfest. Sabato 28 agosto alle 19 alle 21:30, prima assoluta di Europeana, breve storia del XX secolo, con Lino Guanciale nella veste di attore ma anche di regista di questo spettacolo, notissimo al grande pubblico, ma insomma due parole le spendiamo volentieri. Innanzitutto ringraziamo anche la direzione di Mittelfest per avercelo portato qui in studio, grazie naturalmente anche della disponibilità. Allora, inizia come attore teatrale, peraltro anche con una precedente carriera di rugbista, e questo l'ho scoperto solo recentemente. Ha lavorato con professionisti del calibro di Gigi Proietti, l'esordio al cinema nel 2008 e poi davvero tantissime fiction interpretate in TV. Poi magari se ci sarà l'occasione ceneremo brevemente anche alle riprese che partiranno proprio lunedì a Trieste. A tutto ciò si aggiunge anche l'attività di insegnamento e divulgazione scientifico-teatrale nelle scuole superiori e all'università. Una vita professionale davvero intensa. Sì, sembrano 3 o 4 in una. Allora, parliamo dello spettacolo che sarà proposto al Mittelfest. Ecco, quella di raccontare il Novecento sembra davvero una sfida molto interessante ma anche particolarmente impegnativa, perché stiamo parlando di un secolo ricco, ricchissimo di eventi, ovviamente alcuni particolarmente traumatici, ma un secolo contraddistinto anche da tantissime contraddizioni. Ecco, come lo raccontate? Uso il plurale perché ovviamente c'è un autore e c'è poi il regista e attore. Ma il testo di Patrick Urednik, che è un grande pubblicista e autore ceco, nel senso di Repubblica Ceca, io l'ho conosciuto in realtà proprio insieme a Giacomo Pedini, direttore del Mittelfest, ma non devo dirlo io, e qualche anno fa, quando lavoravamo insieme su un progetto relativo all'identità europea.
è stato immancabile, diciamo così, facendo una ricerca bibliografica attenta, imbatterci in Europeana, che ci ha un po' sconvolto i progetti, nel senso che abbiamo deciso proprio di uniformare il nostro lavoro di scrittura, l'impostazione del nostro progetto che si intitolava Il ratto d'Europa su un calco, diciamo, di quanto fatto da Oretnik, che costruisce una mirabile frase di 50 pagine in cui non si va soltanto in avanti durante il Novecento, ma si fa avanti e indietro con un criterio di associazione logica, cercando davvero di toccare un po', se non tutti, quantomeno svariati dei nodi problematici del secolo decisivo in qualche modo della storia dell'umanità. Si diceva delle contraddizioni, è interessante poi capire come si trova l'equilibrio in questo particolare percorso, in questa narrazione. Ci sono i gas nelle trincee e poi ci sono gli elettrodomestici che improvvisamente arrivano in tutte le case, c'è l'asciugacapelli, c'è il frigorifero. Ecco, come si concilia nella narrazione tutto ciò? Il punto è, ed è quello che a me ha conquistato del testo di Oretnik, che non si cerca una conciliazione, si giustappone l'una all'altra tutta la messe, diciamo così, la grande varietà di cose accadute, inventate, subite in qualche modo dal secolo scorso, problematizzando anche il dato se il Novecento sia o meno finito. È un secolo strano, del Novecento si dice secolo breve perché per alcuni comincia nel 14 e finisce nell'89, per altri, fra i quali mi pregio di appartenere, non è un secolo finito, perché è un secolo che almeno nella sua seconda metà ha introdotto delle varianti nelle quali siamo ancora immessi, quindi è soltanto un capitolo della storia dell'umanità con il quale decidere come fare i conti. E Europeana aiuta molto in questo senso a porsi, credo, i problemi giusti. Ecco, in tutto ciò c'è anche un contrappunto musicale, quello della fisarmonica che accompagna il racconto. Sì, che poi fisarmonica è riduttivo perché Marko Atlak, musicista sloveno geniale, lo si vedrà in scena con in braccio soltanto una fisarmonica, capace però tra analogico e digitale di generare una messe tale di suoni diversi da sembrare un'orchestra tra le sue braccia. E la sua versatilità e la versatilità strumentale di cui è capace, ci consente di svariare dai timbri più conosciuti della fisarmonica come emblema dello strumento folk, no? Dello strumento del popolo in qualche modo, a svariate latitudini, e le sonorità elettroniche più contemporanee. Che cosa significa lavorare a Mittelfest? Io sono andato la prima volta a Cividale durante la prima tournée della mia vita. Facevamo Caligola nel 2003 a Udine e volli andare a vedere questo posto dove si teneva questo festival di cui mi si dicevano meraviglie. Rimasi conquistato dalla cittadina in sé, da Cividale, per il gioiello che è. E poi da spettatore ho sempre amato, fin dal titolo, il festival, perché in qualche modo posto su una frontiera simbolica e non solo, materiale, dell'Europa, cerca di carpirne il cuore, no? Di anno in anno, il cuore della mentalità in qualche modo di questo continente che sono come tanti oceani in uno. E ho sempre trovato dunque da spettatore che questa identità complessa rispecchiasse tanto il nostro mondo di oggi. Oggi trovarmi a far parte del programma di Mittelfest è un privilegio. Ringrazio ancora Giacomo al quale mi lega un'amicizia e una collaborazione antica e un affetto insomma fortissimo, e ringrazio in generale il Festival per avermi voluto qui su un progetto così particolare. E allora andiamo dal direttore artistico. Mittelfest fa anche questo, porta a Cividale grandi nomi e giovani promesse, e quindi in una offerta e anche un'opportunità che viene data davvero, davvero importante. Sì, beh, questo è secondo me l'aspetto affascinante dei festival in termini generali, perché sono dei luoghi che, concentrando in poco tempo tantissime proposte di spettacolo, possono, come dire, variare la presenza e dare la possibilità a più giovani di venire fuori. Ed è quello che abbiamo anche fatto con Mittelyoung. La particolarità di Mittelfest, per riagganciarmi a quello che dice Lino, che ringrazio in particolar modo perché lui non l'ha detto, ma è anche coproduttore di Europeana, quindi c'è un coinvolgimento tout court, e sono molto contento che faccia questo testo, perché per me è una grande sintesi della complessità dell'Europa del secolo scorso e dell'Europa tout court.
per riallacciarmi a quello che dicevo, Mittelyoung, quello che abbiamo fatto, e Mittelfest nello specifico, rispecchiano questa complessità, perché sono veramente di per sé un crocevia, dato dalla posizione di confine. Sono in questo senso un unico nel panorama italiano, come modo di affrontare il Festival internazionale, nel senso non solo di portare spettacoli dall'estero, ma di mescolare proposte europee. E dato che è nato nel 1991, quando via via i nostri confini si disgregavano, oggi nel 2021 si vedono gli effetti, cioè le relazioni anche artistiche tra artisti di paesi differenti sono ormai sempre più all'ordine del giorno. In Mittelyoung l'abbiamo visto in maniera abbastanza naturale, ma questo vale anche per chi poi insomma già da tempo lavora affermato nella professione, come il caso per esempio di Europeana con Lino e Marko Hatlak, ma se penso a Marko Hatlak, che è sloveno, al suo lavoro con un bravissimo violinista serbo, dà proprio, come dire, no, il polso di queste mescolanze europee che ormai sono costanti. Gli artisti che vengono a Cividale per Mittelfest raccontano di questo rapporto particolare che è legato proprio allo spirito, all'essenza del Mittelfest, con la città, con gli spazi e poi anche con il pubblico. Allora volevo chiedere questo a Lino Guanciale: come convivono le due anime, quella dell'attore di teatro, quella dell'attore di fiction, e in che maniera si nutrono anche diversamente dell'approccio con il pubblico? Ma io credo sia naturale che il problema venga posto a uno che in qualche modo fa da ponte tra diversi specifici come me, tra teatro, televisione e cinema. Dall'interno posso garantire che in qualche modo, siccome il mestiere è sempre quello, in qualche maniera, e cambia il codice dentro il quale ti cali per comunicare in maniere diverse con qualcuno, con un interlocutore che può essere presente o da remoto, l'approccio in realtà non varia granché. Si tratta sempre di porsi gli stessi problemi e di porsi in maniera diversa il tema, come giustamente adombravi, del destinatario. Per quello che mi riguarda, se io non fossi passato attraverso l'esperienza del contatto con il pubblico in presenza a teatro, non credo che sarei poi stato capace di fare altre cose e ritengo che in generale quella sia la sorgente per me non solo inesauribile ma immancabile, quella a cui tornare ciclicamente, quella da non abbandonare, perché per il teatro, che è la vera casa dell'attore in qualche modo, quello è il territorio nel quale sperimenti, nel quale fai il punto su te stesso, nel quale ti metti più radicalmente in discussione, per esempio con progetti dove, come ricordava anche Giacomo, decidi di andare anche al di là del tuo ruolo di chiamato a fare qualcosa, ma ti configuri come propositore in qualche maniera. Questo credo che per un artista sia un grandissimo valore aggiunto. Un passaggio rapido sulla fiction, perché come dicevamo cominciano proprio lunedì a Trieste le riprese della terza stagione, no? Della serie TV La Porta Rossa. Non dico di fare grandi anticipazioni, perché insomma sappiamo che non è possibile, però veniamo da un anno e mezzo difficilissimo, no? Ecco, anche ritornare in qualche maniera un po' perlomeno alla normalità, com'è anche per voi? Per noi è importantissimo ed è stato importantissimo peraltro durante questo biennio, diciamo così, problematico, riuscire a non smettere di lavorare. I set hanno avuto una continuità di lavoro straordinaria, paragonabile al contrario, o meglio inversamente proporzionale alla discontinuità totale a volte del lavoro in presenza, quindi chi ha avuto la fortuna di poter alternare al lavoro teatrale negli anni, quello sui set cinematografici o televisivi come me, ha potuto godere di una specie di bolla professionale in cui verificare come, proprio in virtù degli spazi aperti dall'attenzione del pubblico durante questo biennio così difficile, non si sia mai prodotto così tanto come adesso dal punto di vista cinematografico e seriale televisivo nel nostro paese. Questa è una buona cosa in generale per i lavoratori. E se poi la caliamo sull'opportunità di tornare dopo tanto tempo, saremmo dovuti tornare prima a Trieste, ma il Covid, ahimè, ha disassato ogni programma, l'idea di tornare a Trieste con questo lavoro che personalmente
aveva amato tanto, che per me è stato così importante, perché mi ha concesso di fare cose diverse, no? Anche in televisione, è bella e preziosa, perché so che rivedrò molti compagni di lavoro tra i tecnici, oltre che tra gli attori sul set, so che rincontrerò una città che per me è fondamentale dal punto di vista non solo affettivo, ma per il mio percorso artistico, e penso che saranno 3 bei mesi di lavoro. Un'ultimissima cosa prima di chiudere, che cosa si aspetta da Mittelfest? Beh, io mi aspetto che questo lavoro che adesso è in prova mi consenta di, come cerco di fare sempre in ogni anellino che aggiungo al mio percorso professionale, mi consenta di scoprire cose nuove. E mi aspetto che nello specifico con Europeana, che per molti aspetti rappresenta un po' un salto in avanti su cose che non ho mai provato a fare a teatro, Mittelfest mi regali tra virgolette una gioia decuplicata data dal fatto di capire cose nuove attraverso il palcoscenico, ma lo vedo già attraverso l'incontro con Marco Atlak, stanno venendo fuori sorprese che non mi aspettavo per l'appunto, e questo è il segno che insomma Mittelfest ha già cominciato a darmi quello che mi aspettavo, spero si vada ancora oltre. Grazie davvero a Lino Guanciale, naturalmente buon lavoro per tutte le prossime esperienze, in bocca al lupo per quello che riguarda Mittelfest in particolare. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. È arrivato il momento di parlare di musica e ad aprire il programma musicale della 30ª edizione di Mittelfest sarà la FVG Orchestra. Lo farà proprio nella giornata d'apertura domani alle 18:30 con il concerto Devil's Bridge, Il Ponte del Diavolo, musiche, memorie e tradizioni dei fiumi europei. Anche qui insomma un luogo simbolo della città ducale al centro di questo spettacolo. Ci ha raggiunto in studio Claudio Mansutti, che ringraziamo per la sua presenza. Insomma, siamo alla vigilia, com'è la situazione? C'è emozione, c'è carica, come si vive questa attesa? C'è piacere di collaborare e di andare a Mittelfest, che è il festival più importante sicuramente della nostra regione. Il tema sicuramente era anche una provocazione forse che il bravissimo Pedini ha fatto e su cui abbiamo riflettuto tanto, perché il tema eredi in musica poteva andare su delle questioni molto semplici, ci sono tanti compositori padre e figlio, da Mozart ma tanti altri, quindi l'avremmo potuto declinare in maniera forse molto più semplice, ma le discussioni che abbiamo avuto e invece lo stimolo creativo del direttore artistico di Mittelfest mi ha fatto pensare proprio che ci serviva aria nuova, l'aria nuova che hanno portato anche col nuovo presidente e anche con l'orchestra, che è nata nel 2019 con tanti giovani, quindi con tanto entusiasmo, diciamo così, e quindi un programma e un direttore e una solista proprio opportunamente pensati per questa giornata, per una produzione che è unica proprio in questa occasione. Ecco, voi avete deciso di commissionare una composizione non proprio a un personaggio a caso. Vogliamo dire di chi si tratta? Beh, Christian Carrara innanzitutto è un ottimo compositore che ha vissuto, in realtà è friulano, però ha vissuto, era a Roma quando gliel'abbiamo commissionata perché stava vivendo a Roma, un ottimo compositore, un operatore culturale a tutto tondo. Lo definirei, però ha il pregio di conoscere molto bene la regione e quindi di potersi calare in questo tema. E infatti la composizione che ha scritto, che è per violoncello solista e orchestra, ha preso spunto da quelle storie tramandate sul Ponte del Diavolo, che non sono storie di paura, il diavolo che mangia, che fa, no? Sono delle storie in realtà in cui il diavolo alla fine perde quasi, quindi questo è molto interessante. Viene sfidato dalla Esatto. popolazione di Cividale. E no? quindi viene immaginato un narratore che sarà il violoncello con un'orchestra che disegna quasi le atmosfere cividalesi e le atmosfere della storia raccontata.
È una composizione che io ho avuto il piacere di ascoltare, veramente molto bella e anche di immediato riscontro, anche per un pubblico magari non avvezzo a sentire musica classica nuova, perché Carrara scrive in maniera molto originale ma molto comprensibile. Quindi sarà un vero piacere ascoltare questa nuova composizione incastonata tra due grandi titani della musica e tra due composizioni molto famose che parlano di fiume, di tradizioni, di passaggio di energie, di storie e di avvenimenti. Insomma, non c'è solo il natisone, No, protagonista in non c'è musica. solo Natisone, no, sicuramente. Ci sono tanti fiumi, ci sono tante storie che si intrecciano e vengono trasportate con l'economia, con tutti, noi sappiamo benissimo, siamo state terra di conquista per secoli, quindi i passaggi delle popolazioni e il passaggio delle persone attraverso i fiumi. Quindi la Renana di Schumann forse la composizione più conosciuta, più famosa, più romantica nel senso strutturale e ideativo di questo grande musicista che rende omaggio appunto al suo paese, a questo grande fiume, ma anche la Moldava, con la Drava, di Smetana, composizione famosissima che proprio narra quello che è il passaggio di questo fiume attraverso Praga e attraverso il paese, quindi è una continuazione di storie, di culture e quindi di eredità in questo senso. Abbiamo giustamente, doverosamente speso 2 parole per Christian Carrara, credo che sia doveroso accennare anche a Erika Picotti, al violoncello. Ma anche il direttore, perché abbiamo scelto una violoncellista molto giovane e un direttore invece molto affermato. Anche questo è un passaggio di eredità, perché far incontrare artisti di questo genere vuol dire trasmettere la conoscenza di uno all'altro e la freschezza di una ragazza che è del 99, quindi giovanissima, che si è laureata a pieni voti a 14 anni, mi sembra, no? Quindi è un'età veramente inconsueta. E che ha cominciato la grande carriera, ma una carriera che ovviamente è in divenire e sarà in costante crescita, è uno tra i talenti sicuramente segnalati già a livello internazionale con miriadi di premi già vinti e ha suonato già in tutto il mondo, ma ancora in crescendo. Invece Polikarov è bulgaro, quindi anche la naturale vocazione di Mittelfest di aprirsi verso l'Europa centro-orientale, volevamo dare anche questo segno. È un artista invece che avrà 55 anni più o meno, ma che anche lui ha cominciato giovanissimo come pianista, direttore e compositore, quindi apprezza anche le composizioni nuove. Ha debuttato con un'opera a 22 anni, quindi anche lui giovanissimo, e adesso dirige in tutto il mondo. Unire culture diverse, modi diversi, età diverse è sicuramente a mio parere una cosa molto interessante per il Mittelfest quest'anno e per l'orchestra ovviamente. In particolare, su questo tornerei proprio da Pedini, perché se c'è un aspetto che mi piace particolarmente e mi colpisce molto di questo festival è proprio il fatto che vengano messe sullo stesso piano gli artisti, indipendentemente dalla provenienza, indipendentemente dall'esperienza che hanno alle spalle, valgono lo stesso, hanno le stesse opportunità e soprattutto hanno modo di incontrarsi, di confrontarsi alla pari, fatto per nulla scontato anche in questo ambiente. Sì, diciamo questo un po' si riallaccia a quello che raccontavo anche prima, che è la forza, la specificità e per me anche il fascino di Mittelfest, per cui è particolarmente piacevole lavorarci, ossia che per l'appunto artisti di provenienze differenti, intanto geografiche, tendono ad incontrarsi e a lavorare insieme all'interno dei progetti. Qua abbiamo per l'appunto una orchestra che ha sede nella nostra regione, che sta lavorando da 2 anni, tra l'altro merita anche dei complimenti particolari perché nascere nel 2019 come orchestra ha delle complicazioni visto quello che è stato il 2020 e il 2021, quindi questo come dire è una nota di merito di non poco conto. Ma l'idea, la possibilità è propria di questo territorio e di quest'area culturale di cui Mittelfest è la piena espressione, per l'appunto di coinvolgere un compositore come Carrara, affermato ma comunque ancora giovane, una giovanissima violoncellista che ha
tutta una lunga carriera davanti da poter costruire e un solido e importante direttore d'orchestra bulgaro. Questo incrocio è proprio dell'anima di questo festival, in termini geografici e quindi anche in termini anagrafici, e lo stiamo vedendo in tantissimi spettacoli, in tantissimi progetti che portiamo avanti e che sono l'aspetto per me più interessante di Mittelfest. Molto bella anche questa idea dei fiumi, no? Dei fiumi che si uniscono, che si incontrano, che scorrono attraverso la Mitteleuropa, e poi la potenza dell'acqua così com'è la potenza della cultura. Mittelfest in questo senso ha dimostrato moltissimo, cultura capace di ricostruire relazioni, di valorizzarle, e questo è quello che sta succedendo da 30 anni a questa parte. Sì, questa è la particolarità e la fortuna di fare un festival di caratura internazionale all'interno di una geografia ben determinata che è Cividale del Friuli, che ti convoca inevitabilmente a confrontarti con i luoghi e anche quindi con la dimensione naturale. Quando Claudio Mansutti mi ha lanciato l'idea di fare il concerto sui fiumi, ero molto contento della proposta che mi aveva lanciato. Perché l'ha lanciata? Perché pensava al fatto che eseguivamo il concerto a 2 passi da un fiume, quindi è stato il luogo che lo ha ispirato. Poi per me era particolarmente caro perché nel fiume io ci leggo proprio la parola eredi, un po' alla maniera del Pantarei, tutto scorre, è quello il punto. Ma è chiaro che viene perché a Cividale del Friuli il rapporto diretto con l'elemento naturale è costante. Lo dicevamo anche prima, passare da una grande metropoli a una cittadina è cambiare completamente paradigma, ma è aprirsi a delle possibilità altre. Poi peraltro il suono, la musica delle acque del Natisone fa da sottofondo a tante iniziative, anche a tanti spettacoli di Mittelfest, insomma anche questa è una colonna sonora mica di poco conto. Mansutti, che palcoscenico è quello di Mittelfest per la FVG Orchestra? È un palcoscenico veramente importante perché, a parte che andiamo in streaming, no? Con tutti i festival, questo grazie a Mittelfest, quindi questo concerto verrà ascoltato in diretta in diverse città, non solo italiane. Quindi è un bellissimo palcoscenico, una bellissima promozione per questa orchestra che è molto giovane, anche anagraficamente ci sono tantissimi giovani, ma è piena di talento. La cosa bella è che i direttori che vengono anche dall'estero hanno sempre, alla fine della produzione, dicono un'atmosfera di questo genere in una regione così comunque fresca e facile, in cui si vive facilmente, dà il piacere a loro di chiedermi, ma se volete ritorniamo. Quindi il Mittelfest, a mio parere, ci darà una mano ancora di più a trovare questa connotazione internazionale. E quindi manca davvero poco a questo punto, noi stiamo per concludere la trasmissione, ma insomma soprattutto manca poco all'inizio del Mittelfest. Allora chiudiamo con Giacomo Pedini facendo un ultimo invito a chi ci sta ascoltando, speriamo intanto di aver dato qualche spunto, qualche suggerimento e anche qualche suggestione rispetto a quello che ci aspetta nelle prossime giornate. Un ultimo invito al pubblico. Beh, il festival è stato immaginato per poter attraversare in modi completamente diversi e a seconda dei gusti di ognuno di noi una città attraverso il teatro, la musica e la danza e in realtà anche il circo. Ed è stato pensato proprio perché credo che la bellezza di un festival che concentra parliamo di quasi 70 alzate di sipario nell'arco di 10 giorni, quindi così tante attività, è quello di incontrare i gusti di chiunque. Quindi c'è un pezzo di ognuno di noi all'interno di questo festival, la parola eredi voleva cercare esattamente questo, per cui quello che è il mio invito è il piacere un po' a lasciarsi coinvolgere, a partire da quello che si preferisce per poi provare quello che sorprende. Grazie a Giacomo Pedini, grazie a tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio questa sera. Che dire, buon Mittelfest a tutti, ricordiamo l'appuntamento a partire da domani 27 agosto e fino al 5 settembre. Grazie, alla prossima.